Signori, è incredibile, signori, è incredibile. Per una volta iniziamo la settimana con due notizie clamorose, perché si tratta di due notizie clamorose e qui dovete lasciare l'iscrizione, il like, il follow, il commento, tutto, dovete lasciare tutto, il tasto hype che è gratis e soprattutto in descrizione c'è il secondo canale, Diego e Babbo, il mio canale insieme a mio figlio Diego. In descrizione passateci che dobbiamo arrivare ai 1300 iscritti, quindi forza forza forza. Signori, attenzione perché quest'oggi pomeriggio mi vengono i brividi a dirlo. Frank Zambot Anguissa ha svolto un allenamento per sforzare la schiena ed incredibilmente Wagyu, mi viene da piangere, ha dato esito positivo. Esito positivo. Esodo positivo. Hashtag esito positivo. Quindi, come ci arrivano notizie da Castelvolturno, il buon Frank Zambot Anguissa potrebbe essere addirittura convocato per la trasferta di Verona. Cioè, avete capito bene? Attenzione perché le notizie non sono finite qui. Sole, dorme, non se ne fotte proprio. Queste sono notizie clamorose che tu devi ascoltare, cara mia. Queste sono notizie clamorose. Perché ieri pomeriggio, anzi ieri mattina se non sbaglio, è arrivato a Castelvolturno Kevin De Bruyne. Signori, io sto volando, signori. Sinceramente non sappiamo quando rientrerà a disposizione di Mister Conte, ma Wagyu, abbiate pazienza, già vedere nello stesso campo Anguissa e Kevin De Bruyne avete capito tutto. E quel gesto lì, visto come siamo messi negli ultimi 3 mesi. Vabbè, allora signori, a parte le cavolate, sarebbe importantissimo recuperare Anguissa già per Verona. Attenzione al Verona, perché noi quando andiamo a affrontare queste squadre qua, noi queste squadre qua le facciamo risorgere. Quindi attenzione pure al Verona, perché dobbiamo stare attenti al quarto posto, perché ora attualmente siamo terzi, perché con la Roma c'è gli scontri diretti a favore, una vittoria e un pareggio. Quindi attualmente siamo al terzo posto. Vabbè, però naturalmente nella classifica compaiono tutte e due in egual modo al terzo posto, ma è il Napoli che sta al terzo e la Roma al quarto, se proprio la vogliamo dire tutta. O Verona è ultima, Wagyu, quindi non iniziare, vabbè, va bene così. Noi ci vediamo più tardi, ragazzi. Vi porto solo queste 2 news perché queste sono. Qualcheduno mi ha detto, però vedo la faccia di Kevin che non è troppo felice di essere tornato, lo fa per la nazionale. Allora, ragazzi, chi si pensava che Kevin De Bruyne fosse venuto a Napoli per combattere la lotta contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan e contro tutti quanti? No, perché noi lo sappiamo. Io ve lo dissi, De Bruyne viene a Napoli perché vuole prendersi la nazionale. È successo quello che è successo, si è infortunato, ma De Bruyne, se non sbaglio, sta sempre nella top 10 degli assist, se non sbaglio, quindi si è spenta pure la luce. Quindi, se non sbaglio, il buon Kevin è sempre lì, va bene? Vediamo se riusciamo a metterci qua, si vede leggermente meglio,
così. Quindi il buon Kevin è sempre lì, quindi attenzione in questo finale di campionato, se riusciamo a recuperare tutti quanti, attenzione, mancano 12 partite alla fine, 36 punti, quante partite mancano alla fine? Sinceramente non mi ricordo, l'importante è blindarlo, quel terzo, quarto posto, quel posto Champions, che significa portare nelle casse del Napoli tanti soldi, è già un tesoretto di 145 milioni da utilizzare nel calciomercato, perché lo dovevamo usare a gennaio e non l'abbiamo usato. Quindi attenzione, perché quei soldi della qualificazione Champions, quei soldi di qua, i soldi di là, attenzione, che se poi Lucca va via sono 30 milioni che ti entrano, Lang 30 milioni che ti entrano, sono bei soldi, quindi attenzione. Detto questo, signori, ci vediamo dopo per Inter Bodo Glimt, sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Due buone notizie clamorose, finalmente, finalmente. Ciao aiuto.